Buongiorno a tutti, a chi ci sta seguendo da remoto e ai presenti in sala. Questa è una conferenza stampa che ho l'onore di tenere sui temi del carcere, in particolare poi sui temi della questione femminile all'interno del carcere, ma analizziamo un po' con calma. E credo sia una cosa positiva che a livello nazionale se ne stia parlando da un po' di tempo, delle questioni attinenti al tema dei suicidi, ad esempio, all'interno delle carceri, e non solo, dei vari problemi che affliggono questo tipo di strutture, tra cui anche il sovraffollamento, eccetera. La politica ne sta parlando a tutti i livelli, i media naturalmente, e anche la visita del Papa il prossimo 28 aprile al carcere della Giudecca a Venezia ci fa molto piacere, perché credo sia un modo anche per iniziare a parlare più dei temi diciamo morali e della condizione femminile. Parlando poi del nostro Veneto, della nostra regione, abbiamo purtroppo un dato agghiacciante, che è quello relativo ai suicidi. Al 1 marzo 2024 in Italia, parliamo dell'Italia innanzitutto, ne abbiamo 21 suicidi, 69 suicidi nel 2023. Se parliamo di un caso particolare che ci riguarda più da vicino, quello del carcere di Montorio Verona, sono 5 suicidi tra novembre e febbraio, quindi maglia nera in assoluto nella nostra regione. Questi sono i dati di Ristretti Orizzonti. La carenza di personale della polizia, degli agenti di polizia penitenziaria è un altro tema. In Veneto la carenza pesa per un 13%, se parliamo in percentuale, una differenza quindi tra quello che prevederebbe la pianta organica e il numero di agenti effettivi pesa per 236 unità mancanti, quindi rispetto a quelli che dovrebbero essere effettivamente le persone assunte. Parliamo anche di educatori, una figura centrale se vogliamo effettivamente pensare che la persona detenuta un domani possa essere reinserita nella società, rieducata, come prevede tra l'altro l'articolo 27 della Costituzione, esatto, la funzione rieducativa della pena a favore del detenuto. Un educatore ogni 70 detenuti in Veneto, quindi capite bene il lavoro enorme che devono fare questi educatori e la mancanza totale di questa figura all'interno delle nostre carceri. Il sovraffollamento, un altro dei temi che è all'ordine del giorno. Il 125% di sovraffollamento nel Veneto, con una media nazionale invece del 110%, abbiamo picchi del 153%, vedi Montorio come citavo prima, di Verona, e motivo per cui appunto, dopo lascerò la parola alle associazioni che ci hanno raggiunto oggi e che ringrazio per essere qui, avevamo già in aprile del 2023 depositato una risoluzione che è stata votata il 23 gennaio 2024, con la quasi totale assemblea a favore, con l'esclusione solamente di Fratelli d'Italia, proprio per mettere in chiaro due cose. Chiedere al governo di intervenire sul sovraffollamento delle nostre carceri e sulla carenza di personale all'interno appunto delle carceri relative agli agenti di polizia penitenziaria, educatori, eccetera, e quindi ripristino delle piante organiche. Poi questa risoluzione parlava nello specifico della questione Istituto Penale Minorile di Treviso, che se vi ricordate era stato chiuso per 1 anno e mezzo, 2 anni, a seguito di una rivolta che vi era stata all'interno. Poi è stato riaperto e mercoledì prossimo sarò lì proprio per vedere come si svolgono, come si sta, ed è anche un nostro compito e dovere, ritengo, come consiglieri regionali, verificare che le condizioni all'interno delle carceri delle persone siano dignitose, venga rispettata la dignità delle persone, soprattutto in questo caso si tratta di minori, quindi credo sia ancora più opportuno la nostra presenza e un monitoraggio più stretto.
Oltre a questa risoluzione, che è un po' più datata, proprio ieri ne ho depositata un'altra per chiedere invece una maggiore attenzione al tema femminile. È una mozione che è chiaramente aperta alla sottoscrizione di tutti i consiglieri, senza distinzione alcuna, e già oggi, dopo questa conferenza stampa, invierò ai colleghi il testo della mozione per le eventuali firme che auspico vi siano da parte di tutti, e spero anche vi sia la discussione in aula il prima possibile, proprio perché il tema è di stretta attualità. La questione più importante è quella delle madri con all'interno del carcere i propri figli, bambini. La legge sappiamo che permette fino ai 3 anni di età del bimbo la possibilità di rimanere con la madre all'interno del carcere. La nostra proposta è quella di fare in modo che fino ai 6 anni le madri con i relativi figli possano rimanere invece in una casa protetta, in casa e famiglia, proprio per favorire, diciamo, un reinserimento e un ambiente sicuramente più adatto alle esigenze dei bambini e non all'interno di un carcere con tutte le difficoltà annesse e connesse. Inoltre, sempre all'interno di questa nostra proposta, vi è la necessità di creare un rapporto specifico nazionale sui temi delle donne, che ad oggi non c'è. Ringraziamo l'associazione Antigone che lo fa, ma non vi è alcun report, diciamo, nazionale più specifico che è fatto proprio dalle istituzioni. E infine un reclutamento massivo tra educatori e assistenti sociali all'interno delle situazioni carcerarie. Queste sono le nostre richieste. Oggi abbiamo fatto questa conferenza stampa, oggi è il 7 marzo, ma avremmo voluto farla domani, nella giornata internazionale della donna, solamente che per uno sciopero abbiamo previsto di farla prima, quindi solo per questo motivo, ma avremmo voluto veramente farlo domani in onore della figura della donna. Proprio per questi motivi, ecco, sapendo che le donne sono comunque diciamo la parte minoritaria dei detenuti all'interno delle carceri e solitamente quindi delinquono meno e compiono reati di minore impatto sociale, io credo che sulla funzione rieducativa dovremmo fare molto di più di quello che stiamo facendo, con la possibilità di ammettere le donne e soprattutto i relativi figli, dargli una chance in più, e quindi sicuramente il fatto di rimanere in carcere con i propri figli al di sotto dei 3 anni non fa sicuramente bene ai figli stessi, ai bambini che hanno il diritto di crescere come gli altri e a non subire lo stesso destino purtroppo delle madri. Ora lascio la parola innanzitutto a Jessica Lorenzon, che interviene come Antigone da remoto, spero ci possa sentire. Sì, Eccola, io la vedo. sento, voi mi sentite bene? Sì, grazie Jessica. Io Grazie presento a voi. brevemente l'associazione. Antigone è un'associazione per i diritti e le garanzie nel sistema penale, nata alla fine degli anni '80, che ha come oggetto l'omonima rivista da cui nasce la critica alla cultura dell'emergenza quale forma di governo, anche in ambito penale. Antigone promuove elaborazione e dibattiti sul modello di legalità penale e processuale del paese, raccoglie e divulga informazioni sulla realtà carceraria, e ho citato il rapporto che fate ogni anno sulla situazione delle carceri in Italia, è autorizzata dal 98 a visitare i quasi 200 istituti penitenziari italiani, quindi fate anche quest'opera di monitoraggio, osservazione all'interno delle carceri, siete gli unici che potete farlo come associazione. Sono 12 gli sportelli di assistenza di Antigone all'interno di altrettanti istituti penitenziari. Ora Jessica, ti lascio la parola. Eccomi, buongiorno a tutte e a tutti, grazie per l'invito, grazie per aver dato parola appunto anche all'Associazione Antigone. Una nota velocissima: i rapporti citati, sia quello femminile sia quelli legati agli ultimi decenni, sono tutti scaricabili online in free download, così come il rapporto sulla detenzione minorile,
che è un rapporto separato che invece quello viene pubblicato con cadenza biennale. Sì, sono molto importanti, come è stato sottolineato, questi rapporti perché sono la più trasparente fonte sulle situazioni di detenzione oggi in Italia che abbiamo a disposizione, con dei dati più completi anche di quelli che offre il Ministero ad oggi. Brevemente, la situazione di detenzione in Veneto declinata al femminile, la sintesi è questa. In Veneto, come già è stata citata, abbiamo la casa di reclusione della Giudecca con una capienza regolamentare segnalata, quindi con 111 posti disponibili, dai quali andrebbero tolti eventuali spazi in ristrutturazione attualmente inagibili. Al 31 gennaio 2024 le detenute presenti erano 77, di cui 37 straniere, quindi in questo momento il carcere non si trova in una condizione di sovraffollamento come invece accade in gran parte degli altri istituti della regione. È un istituto che dal punto di vista strutturale ha delle condizioni medio buone, necessita di ristrutturazione, ha problemi con l'umidità, ma in generale le condizioni sono migliori ad esempio di quelle della sezione di Verona Montorio. Le celle sono molto grandi, vanno da 4 a 9 posti, ma dalle nostre osservazioni informali ci parlano anche di celle dove ci sono attualmente 15 detenute che convivono appunto negli stessi spazi. Per fortuna in questo istituto le porte sono aperte almeno 8 ore al giorno, quindi ci si può muovere nei corridoi, però appunto immaginiamo situazioni molto promiscue e affollate, dove per ogni cella abbiamo solo un bagno e un water e un bidet a disposizione, che però nel caso di questo istituto quantomeno è l'acqua calda e il riscaldamento. Il problema più grande per questo tipo di situazione è che le detenute non hanno accesso a percorsi formativi e di istruzione. Si punta sul lavoro, si punta su tutta un'altra serie di attività formative in altro modo, ma dal punto di vista dell'accesso all'istruzione non vi è nemmeno la possibilità di iscriversi alla scuola superiore. Questo è un dato molto grave. Per le ultime notizie che avevamo a metà gennaio di quest'anno non c'erano bambini detenuti all'ICAM, all'Istituto a custodia attenuata per madri, che è nella stessa struttura del carcere stesso, quindi fino a poco tempo fa vi erano appunto i bambini detenuti insieme ad alcune madri, in questo momento non ci sono. Abbiamo poi nel carcere di Verona Montorio, anche questo già citato, la sezione femminile che aveva 46 presenze al 31 gennaio. Anche in questo caso una sezione femminile penalizzata sia per quello che riguarda l'accesso all'istruzione, l'accesso alle attività lavorative interne o esterne e in generale tutte le occasioni trattamentali, perché nelle sezioni femminili non vi è contatto con quelle che sono le attività che in generale il carcere garantisce, cioè solo la compagine maschile può avervi accesso, le donne non viene permesso di fare attività in comune, per cui sono molto penalizzate. Le criticità nella sezione femminile di Verona Montorio sono legate sia agli accessi alle visite medico-sanitarie. La situazione in questo momento sanitaria al carcere di Verona è molto grave, tant'è che noi l'ultima visita l'abbiamo fatta a dicembre 2023, ne faremo un'altra a breve, proprio focalizzata sugli aspetti sanitari, quindi non vi è garanzia di accesso a prestazioni sanitarie, controlli di routine, visite ginecologiche, eccetera, nonché sostegno psichiatrico e psicologico. Buona invece la situazione dell'offerta lavorativa, che coinvolge attualmente attraverso tirocinio borse lavoro una decina di detenute sul totale, quindi un quarto, quindi una media molto più alta delle medie generali su cui ci confrontiamo. Infine la sezione per donne transessuali di Belluno. L'ultima visita del 2022 segnalava 16 presenze su una capienza di 16 posti esatti, però non assicuriamo niente su questo dato in quanto nei report che il Ministero presenta la componente delle donne trans non è nemmeno considerata come categoria, per cui noi non sappiamo i numeri, sappiamo che è una parte di questo dato sul maschile che ci viene fornito, ma non è nemmeno considerata. Per questo non abbiamo il dato aggiornato, ma comunque l'ultima visita parlava fatta peraltro dalla sede nazionale di Antigone di Roma, prima della pubblicazione del rapporto, segnalava delle condizioni igienico-strutturali pessime, uno bassissimo accesso a qualsiasi tipo di attività e un alto indice di isolamento, che ho riscontrato anch'io nella visita fatta qualche anno prima, dove avevo appunto incontrato queste detenute tenute quotidianamente separate nelle interazioni anche tra di loro
per essere meglio controllate, insomma per non dare problemi, venivano tenute proprio in celle singole, distanti l'una dall'altra, quindi una situazione gravissima ad altissimo rischio suicidario per quelli che sono i pochi dati a disposizione che abbiamo sulle correlazioni tra quello che avviene durante la detenzione e i suicidi, che sono fenomeni parzialmente incontrollabili. Finisco con quelle che sono le questioni aperte che Antigone porta come più importanti in questo momento e che vanno e si declinano in linea con quello che poi si trova nel testo della mozione. L'importanza sia di differenziare l'esperienza detentiva femminile in quanto esperienza marginale e minima, come sottolineato nel testo della mozione, 4,2% del totale in Italia della componente detenuta è donna, quindi una percentuale bassissima, leggermente più alta in Veneto, sotto il 6%, come di nuovo trovate nel testo, e proprio perché situazione marginale e molto penalizzata, le condizioni di detenzione del femminile sono peggiori delle condizioni di detenzione maschili. Primo motivo fra tutti perché non vi sono le stesse occasioni, non vi sono le stesse occasioni né dal punto di vista della salute, né dal punto di vista della formazione, né dal punto di vista dell'istruzione. L'ho già detto, lo continuo a ripetere, un modo in cui questa cosa si potrebbe risolvere è quello di iniziare ad avvicinare le attività e farle in comune, quindi fare delle attività in comune, così come avviene nella società civile, tra donne e uomini, ad esempio l'iscrizione alla scuola superiore. Questo in particolare per le sezioni femminili all'interno degli istituti, come nel caso di Verona Montorio. Quindi in questo senso andare verso l'omogeneità, quindi un maggior garantismo a fronte di una situazione peggiore, di una situazione che penalizza il femminile per i numeri che presenta, dall'altra parte una necessità di differenziare i percorsi seguendo, dando attenzione a quelle che sono le esigenze specifiche, come già detto, salute intima, salute sessuale, salute psicologica, non tanto esigenze stereotipate, come ad esempio quella di garantire l'accesso, che ne so, a percorsi di cura di sé, di cura del corpo, a mettere gli specchi in sezione, perché le detenute si possano guardare, eccetera. Sono tutti aspetti importantissimi, sono tutte cose da valorizzare che andrebbero implementate nel maschile così come nel femminile. Dopodiché le esigenze specifiche sono altre. Io vi riporto velocemente questo evento che è accaduto poco tempo fa in Veneto, senza sottolineare qual è il carcere dove è avvenuto, che io ritengo molto grave. Una donna appena entrata in istituto, spaventata, alla sua prima detenzione, in fase di vita in cui era in menopausa, mi racconta di emorragie di notte, scusate se vado così nel vivo, però mi racconta di emorragie notturne che continuano da giorni, dolori molto forti legati alla menopausa e l'impossibilità di procurarsi dei semplici assorbenti igienici. Quindi la necessità di mettere la carta. Questo accade oggi. Quindi al di là anche della questione dell'assenza di personale, diritti e garanzie minime, siamo a queste situazioni che sfiorano proprio il maltrattamento e la non tutela dell'autodeterminazione e dignità della persona. Quindi la necessità di spostarsi a un modello di giustizia e garanzia nella detenzione femminile, abbandonando un modello, un care model, un cosiddetto care model, che spesso applichiamo solo sul femminile in maniera illusoria, pensando che andando a rispondere a bisogni, a stereotipizzazioni femminili si risolva la questione dei diritti delle persone detenute. Per quanto riguarda i bambini, il Covid ha già dimostrato che i numeri della detenzione dei minori e dei neonati in carcere sono riducibili, sono quasi portabili allo zero, se non è possibile svuotare gli ICAM, per cui questa cosa deve essere messa in atto il prima possibile. Come sottolinea la mozione, siamo il secondo paese in Europa per numero di bambini in carcere, questa è una cosa vergognosa e su questo mi fermo, resto disponibile a rispondere a domande se ce ne sono. Per quanto riguarda il suicidio è già stato detto, sì, le donne sono tendenzialmente più a rischio suicidio, più a rischio autolesionismo. In questo caso però siamo in una situazione allarme rosso per tutti, perché se i dati continuano come sono adesso e quindi come sono stati citati, noi possiamo anticipare che a fine 2024 raggiungeremo un record non solo europeo, ma un record mai raggiunto prima in Italia, mai raggiunto prima in Italia negli ultimi decenni, dal 75 in poi, insomma, quindi una situazione gravissima. Grazie. Grazie.
Grazie a te Jessica da parte di tutti noi per le informazioni che ci hai dato e anche per gli aspetti particolari che hai citato. Hai fatto bene a citare anche un aspetto crudo, però è reale ed è giusto che l'opinione pubblica sia informata di quello che succede qui vicino a noi. Magari in ambienti che molti faticano a voler vedere, ma ci sono e vanno tutelati perché si tratta di persone, di donne e di minori. Ora lascerei la parola a Vianello Samuele Vianello, mi piace di più, per Nessuno tocchi Caino. È una lega internazionale di cittadini e di parlamentari per l'abolizione della pena di morte nel mondo. È un'associazione di area radicale fondata a Bruxelles nel 1993, riconosciuta nel 2005 dal Ministero degli Esteri italiano come ONG abilitata alla cooperazione e allo sviluppo. Avete fatto di recente visita al carcere veneziano di Santa Maria Maggiore, mi risulta. Se vuoi anche tu portare una tua esperienza, fallo pure. Beh, intanto buongiorno a tutti e buongiorno a tutte e ringraziamo vivamente la consigliera che ha scelto nell'ambito della propria attività legislativa, e non è la prima volta, di promuovere una mozione per cercare di risolvere concretamente una situazione tragica e, diciamo, in pochi minuti spero di riuscire a delineare il quadro della situazione attuale, e quindi inizio col dire che la mozione che presenterà è ottima per due aspetti, a mio avviso, oltre a quelli chiari e autoesplicativi. Diciamo, la prima dimensione è quella dell'ottica del superamento del carcere come unica misura di esecuzione penale. È chiaro che è più facile parlare di questo argomento per quanto riguarda le detenute madri, appunto perché c'è un interesse sociale particolare e meritevole per quanto riguarda la maternità. Però appunto speriamo che questo sia un primo passo, perché Nessuno tocchi Caino negli anni, dalla moratoria sulla pena di morte, si è spostato a parlare di iniziative contro la morte per pena e la pena fino alla morte, perché la situazione attuale degli istituti penali è quella della morte per pena. Parliamo sì di 20 suicidi da inizio anno, in totale 52 morti nelle istituzioni penali. Ogni morte nell'istituzione penale è una morte di Stato, per cui lo Stato è responsabile. E parliamo di 21 suicidi dei detenuti, uno nel CPR di qualche settimana fa, ma parliamo anche dei 3 suicidi avvenuti fra le fila degli agenti penitenziari, perché la situazione di sovraffollamento e la situazione di sottorganico presente diciamo ormai in modo cronico, ma io direi dal 1992 a oggi, colpisce tutta la comunità carceraria, non solo i detenuti, ma appunto, come diceva Marco Pannella, anche i detenenti. E quindi bisogna constatare che la realtà dell'istituzione penale è mortifera sia per i detenuti, appunto i detenenti, ed è criminogena, perché i tassi di recidiva rimangono altissimi. Noi abbiamo effettuato una visita a Santa Maria Maggiore il venerdì scorso, abbiamo osservato una realtà oscura, una realtà in cui è difficile, per mancanza di risorse sia diciamo, fiscali sia umane, poter ideare dei progetti di reinserimento sociale e di rieducazione. Vorrei specificare che quell'articolo della Costituzione sancisce la tendenza verso la rieducazione, ma tendenza significa anche dirigersi verso, cioè deve essere l'obiettivo principale. Non è semplicemente l'iniziativa dello Stato che va a sanzionare un reato, quindi l'aspetto punitivo. L'obiettivo deve essere quello della rieducazione. E concludo, diciamo, questo disegno della situazione attuale dicendo che dal 92 a oggi abbiamo osservato 4.700 morti in carcere, di cui 1.800 suicidi. Nella realtà di Santa Maria Maggiore si parla di 98,5% di detenuti che fanno uso di psicofarmaci,
e siamo ancora molto distanti dal raggiungere quello che prescrive la sentenza Torreggiani della CEDU, che diciamo, sanziona l'Italia per il trattamento disumano, anche inumano e degradante che avviene all'interno degli istituti. Ed è anche un settore sottofinanziato. Solo 3 miliardi di euro, di cui 2/3 che vanno a sostenere il costo del personale. Quindi è una realtà che appunto mortifera, criminogena, come testimoniano i tassi di recidiva, in cui le persone che entrano spesso escono con delle situazioni di salute e di deperimento psicofisico devastanti, perché stare nella stanza di pernottamento o cella, che dir si voglia, significa perdere la vista, perdere i denti, quindi una situazione veramente di continua degradazione fisica e psicologica. E appunto, per non parlare della situazione sotto organico, non solo di agenti di polizia penitenziaria, ma anche di educatori e interpreti, per non parlare degli uffici della magistratura di sorveglianza che sono oberati dalla situazione di sovraffollamento. Riescono a, per quanto ad esempio riguarda la liberazione anticipata, a provvedere a pochissime migliaia di istanze presentate. Sicuramente la mozione che presenterà la consigliera Baldin va nella giusta direzione, anche per quanto riguarda la richiesta di maggiori finanziamenti per il reclutamento di educatori assistenti. È veramente una situazione critica. Attualmente sarebbe più conveniente eliminare l'istituzione penale, perché è foriera solo ed esclusivamente i costi economici e sociali. Un'ultima cosa per quanto riguarda iniziative di Nessuno Tocchi Caino. Nessuno Tocchi Caino ha lanciato il grande Satyagraha del 2024. Satyagraha vuol dire forza della verità, e con la forza della verità della non violenza che intendiamo portare avanti una proposta di legge che è in discussione alla Commissione Giustizia della Camera dei Deputati, che prevede una riforma dei tempi della liberazione anticipata ordinaria da 45 a 60 giorni e della liberazione anticipata straordinaria da 60 giorni a 75, non solo nei tempi ma anche nei modi nel processo decisionale, salvo alcune fattispecie. Però per la liberazione anticipata questa proposta di legge predispone la decisione della direzione. Un appunto: ad oggi il 34,3% dei detenuti è presente negli istituti penali per delle condanne che derivano da due articoli di legge, il 73 e il 74 del testo unico stupefacenti. 2 articoli di legge, 34% di detenuti. E in questo senso, mi permetto un inciso, c'è una proposta di legge di iniziativa popolare su cui stiamo raccogliendo firme per legalizzare l'autocoltivazione. Quindi se vogliamo dare un colpo alle mafie e anche ridurre la presenza di detenuti per reati senza vittime, quella è una giusta strada. Quindi noi dobbiamo immaginare non un carcere migliore, ma veramente qualcosa di meglio del carcere. In quest'ottica la mozione veramente va a estendere le possibilità perché sempre meno minori, sempre meno infanti debbano subire le conseguenze di una mala gestione della giustizia in Italia. E quindi veramente ringraziamo ancora la consigliera. E veramente un ultimo appunto. Perché abbiamo l'assessora Donazzan che, quando è andata in visita alla casa di reclusione di Padova, ha detto che ha osservato la peggiore umanità. Io non conosco migliore o peggiore umanità. Noi quando effettuiamo le visite osserviamo solo umanità dei detenuti, degli agenti, degli educatori, dei magistrati di sorveglianza e della direzione di tutto lo staff che lavora in queste istituzioni, che sono pubbliche, sono dirette da funzionari della pubblica amministrazione. Anche in questo senso io invito la cittadinanza, perché può farlo, a visitare gli istituti per rendersi conto di quale sia la situazione ed eventualmente per attivarsi nelle attività tramite le associazioni. In questo senso c'è una campagna, si chiama Devi Vedere, di Radicali Italiani, compilate il form e venite a visitare
o con noi o con qualsiasi altra realtà, l'importante è farlo agli istituti di pena. Ringraziamo ancora la consigliera e io ho concluso. Grazie a te Samuele per gli spunti di riflessione che hai dato sulla necessità anche di ripensare ad alcuni reati in termini diversi e anche insomma per le proposte che ci hai fatto e i dati. Si vede che c'è un lavoro sotto che sta proseguendo e anche una certa passione nei confronti di questo tema. E adesso lascerei la parola ad Anna Manau per il Granello di Senape. Il Granello di Senape è un'associazione di Venezia, nata a Venezia, stavo arrivando nel 96, il 5 marzo, si impegna sia a Padova che a Venezia all'interno del carcere femminile della Giudecca per sensibilizzare la pubblica opinione attorno ai temi della pena, promuovendo intese tra l'amministrazione penitenziaria, la magistratura, gli enti locali, il privato sociale, il volontariato, oltre a progetti finalizzati all'inserimento di detenuti e detenute nel lavoro, potenziando quindi le misure alternative alla detenzione. Organizza attività culturali, ricreative e lavorative nelle carceri, anche attraverso programmi sperimentali di raccolta dei fondi. Molti sono i progetti in corso e magari ce ne parlerà proprio Anna. Grazie. Allora, ringrazio appunto sia a nome mio che a nome dell'associazione la consigliera Baidin per l'iniziativa che pone l'attenzione sulla specifica situazione della carcerazione delle donne, minori e madri in particolare, e sulla necessità che la Regione, attraverso i suoi organi istituzionali, promuova non solo azioni di sensibilizzazione, ma si faccia promotrice di un intervento forte presso il governo, perché se non si muove il governo e se non si modificano, se non si interviene anche da un punto di vista di politiche economiche, ovviamente non c'è risposta, soprattutto a quel progetto, a quegli obiettivi che nella mozione vengono posti e rispetto ai quali ovviamente c'è il nostro totale apprezzamento. Ritengo che proprio i dati e i casi allarmanti che caratterizzano le situazioni locali e che il testo della mozione evidenzia, pongano però il problema di collocare le misure chieste nella prospettiva di una profonda revisione del trattamento detentivo, assumendo la centralità del genere in ogni azione di direzione politica e amministrativa e considerando la particolare fragilità socioculturale della detenuta di nazionalità italiana o straniera. È un problema, cioè il bassissimo livello socioculturale delle detenute, rispetto alle quali tutti, anche i programmi, e parlo della Giudecca che è comunque una situazione privilegiata, tutti i programmi a partire dall'alfabetizzazione trovano risposte che non sono quelle attese. Ecco, e quindi vincolano, limitano notevolmente proprio tutte le iniziative sul piano educativo, il percorso educativo che il carcere pure vorrebbe mettere in atto. Ci si deve muovere proprio in ragione di un'ottica capace di valutare l'efficacia del trattamento educativo nel suo insieme, di cui la recidiva è l'indicatore più appariscente, ma non unico, evidentemente. C'è quindi la necessità, a mio parere, non solo di creare sinergie tra le diverse istituzioni che hanno per ragione sociale gli interventi nell'ambito della giustizia. C'è il problema non solo di costruire reti di comunicazione tra i diversi servizi dentro e fuori il carcere, ma bisogna aver chiaro che vanno superate le attuali gestione e organizzazione del modello detentivo. Va messo al centro di un nuovo modello con nuovi compiti l'area educativa e lo si lascia dedurre dal testo della mozione. Ad essa vanno dati risorse e strumenti
compiti nuovi per elaborare un progetto che deve essere personalizzato per combattere la recidiva e soprattutto per dare altre concrete prospettive di destino alle recluse. Il Granello di Senape di Venezia è presente da moltissimi anni alla Giudecca. Per molti versi può apparire una situazione privilegiata, come emerge in qualche maniera da questa stessa mozione. Le detenute hanno spazi molto ampi, attrezzati a disposizione, sono largamente impegnate nel lavoro. C'è la scuola in realtà, che funziona con corsi, cioè che è attivata per corsi di alfabetizzazione e per la scuola media, non per la scuola superiore, ma non c'è domanda, questo è il problema. Ci sono diverse attività ricreative e culturali proposte stabilmente da associazioni di volontariato, non solo il Granello di Senape, o da singoli volontari. Non ci sono più madri con bimbi negli ICAM, però non ci sono detenute in case protette. Ad aprile ci sarà la visita del Papa, ma a parte questo evento clamoroso, come pure l'installazione del padiglione del Vaticano per la Biennale o il film di questi giorni, che viene girato in questi giorni, il carcere è sempre stato in città e molta città è entrata in carcere, anche grazie ai tanti progetti realizzati dal Granello di Senape. Si sono costruiti percorsi di dialogo, esperienze con le detenute. Si è stati promotori di un rapporto intenso con le istituzioni e con i soggetti sociali e produttivi della città. Sia pure più limitatamente, anche le detenute in certe occasioni escono, e non solo per il lavoro, ma proprio per partecipare ad iniziative culturali e visite di musei, eccetera. Il Granello di Senape ha sempre sostenuto il principio che il carcere è parte integrante della città, intesa in tutti i suoi aspetti, e auspica che attorno al carcere si costituisca una rete che rafforzi anche il ruolo e la responsabilità degli enti locali, cosa di cui in realtà lamentiamo la debolezza, ovviamente, soprattutto per quanto riguarda i servizi di primaria importanza. Eppure ora alla Giudecca c'è una situazione di disagio, di pesante disagio. Il Covid ha provocato separazioni, ha escluso ed isolato, ha profondamente modificato il clima e la qualità dello stesso rapporto interpersonale tra le detenute. Rispetto alla mia esperienza passata è venuta meno quella dimensione affettiva, quell'apertura che consentiva di operare proprio sul piano della risocializzazione, dell'empowerment, che è proprio l'obiettivo che ci eravamo dati, che ci siamo date come volontarie del Granello di Senape nelle nostre iniziative alla Giudecca. C'è un pre e un post-Covid alla Giudecca. Non direi un pre e un post direzione, cambiamento di direzione, non è questo. Sarebbe troppo semplice per noi attribuire a questi cambiamenti questo appesantimento del clima. Ma anche c'è un pre e un post-Covid alla Giudecca, ma anche nelle altre carceri di cui sono a conoscenza. E soprattutto al femminile la cosa la si nota. L'impressione è di un generale peggioramento del livello socioculturale della popolazione detenuta. Io però sono convinta che si tratti non tanto, che non siano cambiati i dati socioculturali della detenuta, ma che si tratti invece di un problema di clima che è mutato, di una difficoltà generale a riavviare le buone pratiche di cui si era fatta esperienza. Per un insieme per una molteplicità di fattori che è impossibile, controllare e governare. Siamo incapaci, non abbiamo noi gli strumenti per comprendere, proprio nel senso letterario del termine, di comprendere questa realtà
complessa che dipende da un'infinità di fattori. Le ragazze portano moltissima sofferenza e subiscono le regole, ora più di prima. Vogliono essere lasciate in pace, me lo dicevano l'altro giorno. Non sono interessate a quello che si propone, vogliono principalmente essere lasciate in pace, a scontare la pena, che già è tanta per loro. Inventano strategie di mimetizzazione, sono deresponsabilizzate, trascurate nel portamento, cosa che per esempio io notavo anni fa proprio nel lavoro che avevamo fatto. E le ragazze si presentavano puntuali, pettinate, vestite bene, avevano assunto, come dire, un portamento elegante, una capacità di relazionarsi molto positiva. Bene, questo evidentemente si apprende, diciamo, anche nel carcere, ma evidentemente in una situazione che è molto diversa e che basta poco però per distruggere. Quindi sono trascurate, attendono che la spesina, che è uno dei progetti che noi facciamo per loro, che la spesina sospesa, che è stata sospesa dalla direzione, venga ripristinata, ma sembrano disilluse, cioè non rivendicano niente. Sono rinunciatarie, credo che molte di loro, quelle più acculturate e forti, regrediscano. Il personale educativo è sotto organico. Moltissime hanno un solo pensiero, qua entro proprio nel tema specifico, uno solo è il pensiero, sono i figli, la famiglia, direi tutte le detenute, tranne le più giovani. La direzione consente telefonate, non è quello il problema, videochiamate frequenti, ma non basta, perché le famiglie spesso sono molto lontane, sono all'estero, e questa è la situazione della detenzione femminile, che è in parte diversa da quella maschile. Questo dato delle famiglie lontane è pesantissimo. È pesantissimo per tutte le conseguenze che ha anche sul piano proprio di progetti di rieducazione. Poi si perde questo. Come fai a monitorare quando escono? Come fai a monitorare? E ci sarebbe la necessità. Sono molte di loro sprovviste di strumenti di rielaborazione della propria condizione, di analisi della situazione, non sanno guardarsi attorno. Si proiettano in un futuro incerto che mette ansia all'uscita dal carcere, dove andranno, chi li accoglierà. Per diverse di loro il carcere dà riparo e sicurezza, anche dignità. Questo è il grave. No, noi che pensiamo al superamento del carcere, per alcune di loro il carcere paradossalmente dà dignità, perché le ha riconosciute, perché gli ha dato la scuola, perché gli ha dato dei percorsi di empowerment, perché hanno cominciato a imparare a guardarsi e a rispettarsi. È un paradosso. Ecco, questa, ripeto, è la situazione di larga parte della detenzione femminile, che è chiarissima poi in un carcere femminile come la Giudecca, dove sono soltanto loro, insomma. Per diversi di loro, la loro speranza, questo è il risultato di un lavoro che avevo fatto 2 anni fa, la loro speranza è riposta sui figli, sulle figlie, si proiettano nel futuro, ma è, come dire, saltano la propria esistenza e si proiettano invece nei figli. E questo, diciamo, è l'elemento positivo su cui bisognerebbe lavorare, no? Proprio sulla responsabilizzazione nei confronti dei figli e delle figlie, su ciò che la scuola può dare ai figli che non hanno avuto. Questo è quanto emergeva appunto dal lavoro che ho fatto.
C'è una cosa però che mi colpisce e che appunto ieri, per la quale ieri ho chiesto una verifica, una conferma alla responsabile dell'area educativa del carcere della Giudecca. Non esiste un censimento delle donne madri. Cioè, si sa che quella detenuta è madre perché ovviamente nei dati che vengono raccolti risulta madre, ma non esiste, no, in un carcere solo femminile non esiste la raccolta di questo dato. Quante sono madri? Cioè, che mi pare, a mio avviso, un dato proprio minimo, perché ti condiziona in tutte le politiche che attivi, sia a livello nazionale che a livello più strettamente locale. E, ecco, non c'è questo dato. E che ancora di più un dato identitario e comunitario, per esempio, per le Rom e le Sinti. Per loro, insomma, appunto in questi lavori che ho fatto, per molti di loro, anche molto giovani, avere figli è, come dire, una garanzia sociale. È una garanzia sociale. Una garanzia sociale è un elemento anche di autostima, rispetto, di forza, rispetto alla comunità. Ecco, quindi molto duro lavorare comunque anche culturalmente su questa realtà. Avere figli lontani crea una sofferenza che deforma i corpi. Vi assicuro, è desolante. Io sono rientrata in carcere dopo 1 anno e mezzo. Ho visto una giovane donna, tra l'altro credo già nonna, che ha il corpo assolutamente deformato, ma non è un caso. Ce ne sono tantissimi. La sofferenza deforma. Noi da fuori non possiamo concepirlo, ma è vero, purtroppo. Il marito, avere figli appunto lontani, crea una sofferenza che deforma i corpi. Il marito, i compagni, la rete familiare possono essere importanti, qualche volta per fortuna che se ne sono allontanate, ma possono essere importanti. L'allentamento del legame comunque crea preoccupazione, ma la separazione dei figli genera sofferenza, spesso incontenibile, perché non viene neppure trattata poi. Si ammalano per una condanna che è doppia. Questa detenzione genera appunto patologie molto più nella donna che nell'uomo. Non esiste questo problema, credo, nel carcere, o comunque a me non è mai arrivato questo problema. Ma la natura patologica della detenzione, soprattutto se riguarda la donna, non è presa a carico dal sistema che è nato maschio e per il maschio. Poi è stato tradotto, diciamo, e neanche con gli accordi di genere per la donna. Non c'è neppure uno specchio grande per vedersi, ma vi rendete conto? Che non si vedono, che dopo magari anni di detenzione non si riconoscono nella loro integrità corporea. Questa, per esempio, questa cosa di non ammettere specchi grandi oppure con grande fatica, non è stupida, perché ci possono essere specchi che, come dire, rispondono a norme di sicurezza, insomma, e comunque, insomma, un modello del genere può essere gestito anche il piccolo rischio, insomma. È stupido. È proprio crudelmente stupido, ma come dire, la carcerazione presenta questi elementi proprio di stupidità, di gratuita crudeltà. Ecco, adesso chiudo, comunque lascio anche l'intervento.
Ecco, e direi che chiudo dicendo che quindi noi ci ritroviamo nella mozione e riteniamo che per esempio al punto 1 però ci sia una maggiore, come dire, sottolineatura proprio di questo dato della maternità, quindi sia come dire, previsto un censimento delle donne madri, al di là dell'età dei minori delle donne madri. Riteniamo assolutamente fondamentale che siano queste donne accompagnate nella fase, diciamo, in cui preparatoria all'uscita, siano accompagnate in un percorso possibilmente fatto in strutture non detentive, ecco, in strutture invece protette, perché vengano, come dire, accompagnate alla risocializzazione che si fa potendo acquisire degli strumenti di competenza professionale, ma vanno riconosciuti questi strumenti di competenza professionale, vanno previsti, va previsto che ci sia, come dire, una certificazione del lavoro svolto, no? Delle capacità. Ed è quello che l'associazione cerca di fare, insomma. Non tutte. No. Bene ha fatto a ricordare appunto che ci sono anche altre associazioni che compiono attività culturali, ricreative all'interno delle nostre carceri, oltre a Granello di Senape. Ecco, certo. E ringraziamo Anna per tutto il lavoro che sta portando avanti. Io andrò in visita alla Giudecca tra qualche giorno, tra qualche settimana, proprio per vedere appunto quello che fate, la scuola, sono tutti temi interessanti. E poi appunto lavorare perché questa benedetta area educativa appunto diventi il polmone, il cervello della singola istituzione carceraria, no? Perché, come dire, modelli in maniera diversa l'intervento che deve essere appunto educativo, riabilitativo, personalizzato, perché non esiste uno standard. Sì, grazie Anna, proprio per porre l'accento sulla questione bambini, madri, donne. La questione femminile la conosce benissimo, si sente che ha una conoscenza molto approfondita di questi temi, essendo da anni all'interno delle carceri femminili. Ora, non per importanza, ma in ordine di discussione, Adriano Toniolo della cooperativa sociale Il Cerchio. È stata costituita nel settembre del 97 a Venezia, la sede legale a Sacca Fisola. Lo scopo è individuare, analizzare e combattere ogni forma di emarginazione, discriminazione e violazione dei diritti civili e sociali nei confronti di singoli, gruppi e comunità. All'interno del carcere femminile della Giudecca cura un laboratorio di sartoria. È una cosa che mi ha colpito molto e si vedono anche in internet le creazioni e lavanderia, esatto. È una lavanderia industriale proprio all'interno della casa di reclusione femminile della Giudecca, i cui spazi sono stati concessi in comodato d'uso dalla direzione. Adesso ci spiegherà più nel dettaglio. Buongiorno a tutte e a tutti e grazie per l'occasione che ci state dando in questo dibattito. Appunto la nostra cooperativa è sorta nel 1997, si occupa in particolare, fra le altre cose, del reinserimento lavorativo di persone che stanno scontando una pena all'interno o anche all'esterno del carcere. Noi vediamo il lavoro non solo come una mera fonte di reddito, una routine, ma soprattutto un mezzo di inclusione sociale e di cura per queste persone. Visto che parliamo di situazione femminile, premetto brevemente che la cooperativa si è dotata della certificazione per la parità di genere alla fine dell'anno scorso, secondo la prassi UNI-PDR 125/2022, dimostrando sempre il nostro impegno concreto per creare delle situazioni lavorative eque ed inclusive. Come sapete noi non ci occupiamo solamente del carcere, facciamo tantissime altre cose in città, dalla guardiania non armata alle bocche di porto, la gestione di mense, di ristoranti, facciamo manutenzione del verde, pulizie, diamo supporto a Veritas e gestiamo anche d'estate un centro estivo per anziani.
Per quanto riguarda appunto la nostra esperienza all'interno del carcere femminile, portiamo avanti questa attività di lavanderia industriale che dà lavoro a una ventina di persone ristrette, mentre la sartoria attualmente impiega una decina di persone. La lavanderia è unica nel suo genere, nel centro storico di Venezia. Abbiamo una clientela particolarmente prestigiosa, vi faccio alcuni nomi, insomma, pensando di non nuocere a nessuno. Lavoriamo per l'Hilton, il Marriott, il Danieli, il Circolo Ufficiali della Marina Militare, l'Istituto Morosini e così via. Quindi gli standard che ci vengono richiesti sono molto elevati. Noi dobbiamo raggiungere questi standard però con persone che hanno un avvio al lavoro molto difficoltoso. La maggior parte non ha mai visto un contratto di lavoro, non ha mai visto un cedolino paga, non ha mai rispettato un orario, non ha mai interagito con una collega, con un collega, non sa minimamente nulla delle norme di sicurezza. Noi lavoriamo con macchinari anche di un certo tipo. Spesso non parlano italiano, lo capiscono a malapena e a volte sono addirittura analfabete. Okay? Quindi magari quando si chiede fate dei pacchi da 20 tovaglioli per l'albergo, ecco, ci si trova davanti a una domanda: quant'è 20? Okay? Cioè, questa è la situazione di partenza. Però dobbiamo dire che vediamo un grandissimo interesse iniziale però per il lavoro, no? Una grandissima motivazione. Cioè, da una situazione di gravissima difficoltà, come voi avete ben descritto, il lavoro, quasi d'incanto, apre uno spiraglio di cambiamento oggettivo, di formazione, di impegno, di ruolo e anche di retribuzione, perché non dimentichiamo che la retribuzione serve a loro per mantenersi all'interno del carcere e anche per mandare dei denari a casa, in famiglia, dove ci sono appunto i figli. Quindi lo stipendio ottenuto con il lavoro diventa quasi un biglietto per guadagnarsi la libertà e crearsi un futuro a donne libere, riprendendo in mano la propria vita, cioè far parte di un gruppo, costruire un qualcosa, avere un riferimento preciso. Magari io costituisco, io e le mie colleghe che sono esterne, che lavorano in lavanderia, siamo il collegamento col mondo che loro non vedono. Quindi dobbiamo sempre dare i riferimenti su quello che fanno, se il cliente è contento, se il lavoro va migliorato. Per loro è importantissimo, appunto perché anche le cose che per noi sono insignificanti, lì dentro, in quell'ambiente molto particolare, acquistano un valore di un certo tipo. La formazione professionale che poi acquisiscono, partendo sempre da situazioni di questo forte deficit formativo e sempre nel rispetto della loro situazione psicologica ed emotiva, come appunto diceva la dottoressa, cioè non tutte sono uguali, quindi dobbiamo rispettare sempre la loro condizione di partenza. Risulta fondamentale per accompagnare la beneficiaria verso l'inclusione nella società una volta terminata la pena o nel caso di pene alternative. Allora noi abbiamo spesso, non sempre, la possibilità di inserire la persona, una volta che viene scarcerata o che gode del beneficio, all'interno delle nostre attività nel centro storico di Venezia. Alcune, quando proprio finiscono la pena, sono rimaste anche con noi, continuano a lavorare, e alcune Sinti o Rom hanno abbandonato il clan, perché se fossero tornate sarebbero tornate a delinquere, ok? Quindi hanno avuto un cambiamento di vita radicale e vivono a Venezia e lavorano con noi. Quindi, ecco, dobbiamo sottolineare però che il nostro operato necessita della collaborazione costante con la struttura detentiva, con i dirigenti, con gli operatori, perché noi da soli, noi lì dentro siamo ospiti e quindi possiamo ben poco. A tale riguardo mi preme sottolineare che il provveditorato delle carceri di Tre Venezie
è molto sensibile a quello che stiamo facendo e ci sta venendo incontro sulla nostra esigenza di spazi, perché noi adesso abbiamo degli spazi ridotti, ristrutturando, adesso sono partiti i lavori di ristrutturazione di un'ala del carcere, la cosiddetta ala 17, che verrà adibita totalmente alla lavanderia industriale e una parte alla sartoria. Perché noi stiamo vedendo che le lavanderie della terraferma stanno abbandonando il centro storico di Venezia proprio per questione di costi, di complessità, insomma. Pensiamo che ogni imbarcazione per legge deve avere 2 dipendenti, insomma i costi i disagi sono enormi, quindi abbiamo continue richieste da parte appunto della parte economica turistica relativa al nostro servizio. In questo modo potremo offrire più opportunità lavorative. Il valore sociale, ecco, una cosa da sottolineare è che il valore sociale del nostro operato ci viene riconosciuto dalla realtà cittadina. Cioè i nostri clienti sono disposti a pagare anche qualcosa in più per i nostri servizi sapendo quello che stiamo facendo. Cioè qualche migliaio di euro in più all'anno a loro non disturba. Okay? L'importante, cioè valutano molto positivamente quello che stiamo facendo. Il costante dialogo che appunto il carcere di Venezia, come veniva sottolineato prima, ha con la città e con le istituzioni, lo vediamo anche con l'attività di sartoria, con il brand Bancolotto numero 10, insomma è il nostro brand. Abbiamo un laboratorio interno alla casa di reclusione, uno esterno e un negozio in centro storico un po' prima di Rialto, dove vendiamo appunto le creazioni che facciamo. A breve sarà possibile acquistare i capi anche online su un portale dedicato. Stiamo lavorando anche su questo. Vediamo che spesso e volentieri le clienti estere ovviamente non hanno tempo, hanno l'aereo e sono molto dispiaciute di non poter fare l'acquisto. In questo modo vediamo di colmare questo gap. Lavoriamo tessuti di pregio, anche delle rinomate tessiture, Rubelli, Fortuni, Bevilacqua che conosciamo. Facciamo abiti femminili, cappotti, borse, scialli, cuscini, insomma quello che la fantasia suggerisce. Abbiamo notato però che quanto più un tessuto è particolare, interessante e bello, più aumenta l'attenzione della lavoratrice, la voglia di maneggiarlo e il suo impegno. E questo tipo di ambiente lavorativo ha effetti positivi e muta anche il comportamento. Si vestono con più cura, abbandonano la tuta da ginnastica, arrivano pettinate e truccate. Cioè recuperano, in sostanza comincia quest'opera di recupero di fiducia in loro stesse. Abbiamo anche abbandonato la produzione parcellizzata, cioè ogni lavoratrice confeziona interamente il capo che le viene affidato, sentendolo come una realizzazione personale, quindi anche questo aiuta nel percorso. Ecco, mi sento di aggiungere un tassello rispetto alla possibilità dello studio. Eravamo partiti che si diceva che non c'è nulla, poi siamo arrivati alle scuole medie, adesso abbiamo noi attivato un percorso per avere il diploma di scuola superiore con l'istituto Vendramin Corner, dove, per chi ovviamente lo desidera, le ristrette possono ottenere il diploma e l'attività di sartoria viene riconosciuta nell'ambito del progetto di alternanza scuola-lavoro. Ecco, quindi insomma abbiamo, una volta che ci dovesse essere il reinserimento in società, sarà un'ulteriore carta da poter spendere. Collaboriamo inoltre con le varie istituzioni, abbiamo collaborato con la Fenice per gli abiti di scena, collaboriamo con la Biennale, come sapete. Ogni anno alla Mostra del Cinema, appunto alla Mostra Internazionale di Arte Cinematografica, noi abbiamo a disposizione degli spazi al Lido di Venezia con finalità di promozione e vendita. Ormai è tradizione che la madrina del festival viene da noi, si veste e acquista dei capi ogni anno.
Organizziamo periodicamente delle sfilate di moda in luoghi prestigiosi, ultimamente ne abbiamo fatta una all'Hotel Excelsior, anche in carcere, la rifaremo, sì, alla Sala degli Specchi all'Excelsior. Lì abbiamo fatto sfilare le Marie di Venezia assieme a delle ragazze ucraine profughe che noi abbiamo a Santa Maria del Mare a Pellestrina, dove gestiamo il villaggio Mose, e anche con delle detenute. Quindi hanno sfilato tutte assieme, insomma è stata una serata particolare. Prossimamente, il 30 di maggio, col patrocinio del Provveditorato delle Carceri delle Tre Venezie, terremo una sfilata a Padova, a Palazzo Santo Stefano, in centro alla sede della provincia, e lì sfileranno delle modelle dell'Istituto Ruzza di Padova, dove studiano appunto attività di sartoria e design, con 7 detenute. Ci sarà il problema del trasferimento a Padova, insomma, vedremo come fare. Per quanto riguarda il padiglione della Santa Sede, adesso che partirà a breve all'interno del carcere, all'interno della Biennale d'Arte, la direttrice ci ha commissionato delle divise perché alcune detenute faranno da hostess ai visitatori e quindi dovremo vestirle in un certo modo, insomma sarà un ulteriore percorso di integrazione, di inclusione, esatto. Ecco, gireremo noi tra poco un documentario che andrà sulla RAI, su Rai 3, su Geo, per documentare tutte le attività all'interno del carcere, ma che non facciamo solo noi, verrete coinvolte anche voi, insomma, e vedremo di documentare anche questo. Ecco, quindi insomma ci stiamo muovendo per portare avanti questo percorso che, di cui abbiamo riconosciuto il potenziale trasformativo, offrendo programmi di promozione e di occupazione che non solo forniscono un'opportunità di riscatto, ma promuovono la riabilitazione e la riconnessione con la società. Ecco, questo è quello che facciamo finora. Ottimo percorso, direi, veramente grazie. Quello che fate è eccezionale e voglio dire apre le porte alla speranza, no, di queste donne, di queste persone che possono effettivamente poi imparare qualcosa, istruirsi e essere utili nel mondo reale, sia nel presente e poi soprattutto nel futuro, quando finalmente finirà la loro detenzione. Quindi è assolutamente un tema essenziale e che è ricompreso proprio, come dicevamo all'inizio, nella funzione rieducativa della pena, come la nostra Costituzione prevede e che dovrebbe diciamo illuminarci tutti. Detto questo, terminiamo la nostra conferenza stampa. Spero di aver dato un contributo positivo, uno, alla conoscenza di quello che effettivamente avviene all'interno delle nostre carceri, due, spunti interessanti per migliorare, perché il miglioramento è continuo, e tre, abbiamo informato i cittadini di quello che effettivamente state portando avanti con grandi successi, enormi difficoltà, immagino, ma che è essenziale per chi oggi vive in queste condizioni. 4, speriamo di aver lanciato un messaggio molto chiaro a chi deve decidere lassù, al governo inizialmente, e accaduto insomma a tutti gli enti che hanno il dovere e la competenza di migliorare la situazione carceraria di donne e minori in primis, ma naturalmente anche di tutti gli altri, perché appunto la situazione è emblematica, è in molti casi preoccupante rispetto ai notevoli temi che sono emersi nella discussione di oggi. Grazie a tutti. Se c'è qualche domanda magari dalle giornaliste, che sono donne, non a caso, oggi qui presenti, altrimenti